5 giovanissimi denunciati dai carabinieri per la maxi rissa in centro a Montebelluna. Il sindaco Favero è intenzionato a convocare i familiari. Il sociologo Filippi: serve una scuola per imparare a essere genitori. Ma in città il primo cittadino vuole rivedere anche con i commercianti il piano delle shopping night del giovedì. Troppo rischio di risse e assembramenti, spostiamo blocco tutto, dice. Il dramma dell'80enne morto per una spinta durante la lite a Villorbe. Il legale della famiglia dice: vivono un incubo, chiedono giustizia. Lunedì l'incarico per l'autopsia. La quarantena obbligatoria per chi rientra da Romania e Bulgaria mette in allarme le aziende. Oggi il governatore Zaia parla di controlli necessari dopo i focolai delle ultime settimane, ma dice non si devono penalizzare le imprese. E poi c'è l'allarme vendemmia, dall'ULSS 2 il piano per non fermare la produzione, tamponi rapidi per chi arriva dall'estero. Il datore di lavoro avvisa il distretto e i controlli saranno fatti in azienda. Primo sabato di esodo estivo da Bollino Rosso e senza criticità lungo la tratta gestita da CAV, in calo i flussi rispetto allo scorso anno. Stamane a Cortina il sopralluogo del ministro dello sport Spadafori. I lavori per i mondiali di sci del 2021, dice, procedono spediti. A Porto Buffolè la nuova pista ciclabile sulla tratta tra Oderzo e Pordenone, inaugurata da una leggenda delle due ruote, il campionissimo Francesco Moser. Telespettatori di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso, dunque in primo piano c'è la cronaca. Dopo il racconto di ieri che avevamo fatto della maxi rissa in centro a Montebelluna, le indagini hanno portato alla denuncia di 5 giovanissimi. Duro il sindaco che vuole convocare i genitori, ma ha anche un piano per un giro di vite sulle cosiddette shopping night in città. Sentite. Sono 5 i giovani denunciati dai carabinieri per la rissa nella notte tra giovedì e venerdì sul Sedese di Montebelluna. 2 diciannovenni, un 17enne di Valdobbiadene, un 17enne di Caerano e un 16enne di Montebelluna. Sarebbe stato il più giovane ad innescare la zuffa. Probabilmente alterato dall'alcol avrebbe preteso di utilizzare il motorino del 17enne di Valdobbiadene, che glielo avrebbe negato rimediando uno schiaffo. A quel punto c'è stata la reazione dei 2 diciannovenni e di un numero imprecisato di altre persone che poi si sono dileguate con l'intervento dei carabinieri di pattuglia per l'evento del giovedì sera, con i negozi aperti fino a tardi. Un'iniziativa che per il sindaco di Montebelluna va ripensata. Evidentemente la lezione del lockdown non è servita, vi sono persone che non rispettano le misure di distanza sociale minima e quindi è assolutamente necessario riportare ordine, altrimenti la manifestazione può essere bloccata. Per questo già lunedì sono stati convocati i commercianti della zona, mentre il sindaco sta pensando di far venire in municipio anche i genitori dei giovani denunciati. È necessario assolutamente che si intervenga con i servizi sociali per aiutare i ragazzi che hanno vissuto questo momento, perché evidentemente hanno bisogno di aiuto, ma hanno bisogno di aiuto anche i loro genitori, perché un padre e una madre devono sapere che hanno delle responsabilità nei confronti dei figli minorenni e non è normale che dei minorenni all'1 di notte si trovino in una città magari diversa dalla loro ad azzuffarsi con altri amici della loro età. Così non va bene. Credo che per i ragazzi sarebbe utile entrare a far parte di qualche associazione, di vivere qualche momento al servizio degli altri. È un'esperienza estremamente educativa. Chiunque abbia fatto parte di qualche gruppo parrocchiale o di qualche altra associazione, spendendo qualche momento della propria vita al servizio degli anziani o dei ragazzi in difficoltà, ne è uscito arricchito e soprattutto ha cambiato le proprie prospettive. Diceva appunto anche il ruolo dei genitori, il sindaco Marzio Favero. Ne ha parlato con noi anche il sociologo Vittorio Filippi, che ha parlato di una vera e propria falla all'interno della nostra società, che si poi riverbera in fatti come quelli di Montebelluna, ma abbiamo raccontato solo qualche giorno fa la baby gang di Vittorio Veneto. Ancora pensate all'altra violenta rissa a Jesolo con protagonisti alcuni ragazzini trevigiani. Sentite Filippi. Si pensava che, come dire, l'ultima ribellione dei giovani fosse quella del 68, qui abbiamo invece forme degenerate di ribellione che appunto non hanno più nulla dal punto di vista né ideologico né politico, ma sfociano appunto nella violenza, nella piccola violenza, nella violenza fine a se stessa, e che denuncia anche una povertà familiare. Analisi lucida e diretta per i fatti di oggi.
I paesaggi di Jesolo, i baby ricattatori di Vittorio Veneto, la rissa di Montebelluna raccontano, al di là della cronaca, un grave problema che colpisce la famiglia. Al fatto che molti genitori non sanno o forse non vogliono sapere dove si trovano i figli a determinate ore, soprattutto della notte, con chi sono, cosa fanno, che gruppi frequentano e così via. Questa la trovo non solo una deresponsabilizzazione grave del ruolo genitoriale, perché genitore non significa solo generare biologicamente, ma significa anche generare educativamente, ma lo considero anche uno sfilacciamento dentro la famiglia, all'interno della famiglia, nel rapporto genitori-figli evidentemente, e che poi si riverbera in uno sfilacciamento più generale nel rapporto con le giovani generazioni. Tutto, secondo Filippi, legato all'idea di una società piatta. Facendo un po' di facile aritmetica, se questi ragazzi grosso modo hanno un'età attorno ai 15 anni, i loro genitori dovrebbero essere grosso modo nati attorno al 1970, i conti tornano, cioè siamo nel pieno post 68, nel pieno della cosiddetta decostruzione delle gerarchie, della famiglia tradizionale e così via. Ammetto, fare i genitori oggi è diventato più difficile anche perché c'è una società, un eco sociale attorno che non aiuta a fare, che è oggettivamente diseducativo. Penso solo alle nuove tecnologie, cosa significa internet, i social, eccetera. Credo moltissimo ai corsi di formazione non solo per le coppie, per chi vuol far essere coppia, ma anche per chi vuole essere coppia genitoriale. Credo moltissimo che questo possa essere una scuola, intendo scuola così in senso lato, di riflessione su un ruolo che, ripeto, oggi è diventato più difficile e meno scontato rispetto al ruolo che avevano i nostri genitori 50 anni fa. Adesso a Villorba con il dramma dell'80enne morto in seguito alla violenta spinta da parte di un ex vicino con cui aveva avuto un diverbio, l'abbiamo raccontato ieri, adesso si attende l'esito dell'autopsia che si svolgerà a inizio settimana. Intanto l'avvocato della famiglia ci dice al telefono i familiari sono sconvolti, vivono un incubo e chiedono anche giustizia. L'incarico al medico legale Alberto Furlaneto per l'esecuzione dell'autopsia sul corpo dell'80enne di Fontane Giovanni Gagno sarà conferito lunedì mattina alle 11:30 dal pubblico ministero Anna Andreatta, che indaga sulla morte dell'anziano e che ha carico del 40enne di Ponzano, che lo avrebbe spinto causando la caduta a terra dalla quale non ha più ripreso i sensi, ha aggravato l'ipotesi d'accusa da lesioni gravissime a omicidio preterintenzionale. L'autopsia servirà ad accertare se davvero sia stata la caduta a provocare la morte del pensionato. La vedova, Settima Scattolin, si è affidata all'avvocato Vincenzo Arcidiacono, mentre i figli sono seguiti da Alberto Zanini. In questo modo potranno seguire da vicino le indagini. La famiglia ovviamente si attende giustizia, ma ha fiducia nel potere dell'autorità giudiziaria. È un incubo perché si trova di fronte alla scomparsa di un caro per un motivo che definire futile è persino superfluo o rilievo su un parcheggio malfatto da parte dell'autore dell'aggressione. Se da una semplice annotazione si arriva ad un evento così tragico, non abbiamo bisogno di aggiungere altri commenti, né come legali la famiglia Gagno né come semplici cittadini. Ecco. La moglie di Gagno sarebbe stata a sua volta aggredita. Come ha trovato la signora Scattolin, avvocato? In che stato d'animo l'ha trovata? Provata. Sono in attesa di conoscere le valutazioni dei medici ai quali si è sottoposta la signora. La famiglia Gagno, così come i legali, è convinta di poter arrivare ad accertare la responsabilità dell'aggressore. Quello che sta facendo l'autorità giudiziaria, che hanno fatto e stanno facendo le forze dell'ordine, soddisfa pienamente la famiglia dello Stato. Adesso il coronavirus, ora diamo velocemente uno sguardo al bollettino delle 17 dell'azienda Zero, che quindi va a sommarsi a quello della mattina, che registra fortunatamente un solo contagio in tutta la nostra regione, portando quindi a 20 i contagi nelle ultime 24 ore, con 704 casi attualmente positivi, 19.791 quelli dall'inizio dell'emergenza, 2.064 i decessi e oltre 17.000
2000 i negativizzati, insomma le persone guarite, 0 anche i decessi, così come era 0 la casella di questa mattina. C'è sul fronte trevigiano un aggiornamento che ci arriva dall'ULSS 2, un nuovo positivo al Bombozzolla di Treviso. Si tratta di un ospite ottantenne della casa di riposo di Farra di Soligo, ricoverato nell'unità operativa di malattie infettive del Cafoncello. Al Bombozzolla l'ospite, scrive la nota dell'ULSS 2, affetto da gravi patologie pregresse, era precauzionalmente in isolamento. A seguito della positività dell'ottantenne oggi sono state sottoposte a tampone 27 persone tra ospiti e operatori del nucleo interessato e tutte sono risultate fortunatamente negative. Negativo anche il tampone effettuato su 2 casi sospetti provenienti dalla Germania. In questo caso si trattava di casi sospetti. In ogni caso del coronavirus, per quanto riguarda il coronavirus il monitoraggio resta forte, perché al di là dei numeri che sono buoni come quelli di oggi, il monitoraggio dei microfocolai, che possono diventare anche dei focolai più grossi, resta alto, e poi c'è la questione della quarantena obbligatoria da Romania e Bulgaria decisa dal ministro Speranza ieri. Ebbene, oggi ne ha parlato il governatore del Veneto Zaia, ha detto controlli necessari quelli dell'Est Europa, perché i focolai registrati nelle ultime settimane proprio riguardavano quella zona, ma dice occorre trovare un equilibrio con le esigenze delle aziende, perché come sapete la quarantena obbligatoria ha un po' messo in allarme le aziende. Torna a invocare uno Schengen sanitario, un controllo rigoroso alle frontiere per evitare nuovi focolai di virus, il presidente del Veneto Zaia, mentre il governo ufficializza l'obbligo di quarantena per chi arriva da Romania e Bulgaria, includendo così nella lista anche paesi comunitari dove l'epidemia di Covid-19 sta vivendo la fase più aggressiva. Zaia ribadisce la necessità di verificare le condizioni di chi entra in Italia, necessità di fronte alla quale il suo collega del Friuli Venezia Giulia Fedriga è arrivato a invocare l'impiego dell'esercito. Io penso che ci vorrebbe un'Europa che stabilisca che c'è uno Schengen anche di natura sanitaria e quindi ci vogliono controlli, e in maniera tale che poi non ci siano problemi di circolazione del virus da paesi dove magari c'è stato poco governo del virus rispetto a paesi come il nostro dove ovviamente la sanità ha funzionato. Romania e Bulgaria dunque nel gruppo dei paesi dell'Est Europa da cui fare ingresso in Italia diventa complicato. Siamo davanti a un nuovo fenomeno che è quello del virus che arriva ovviamente dall'estero. Abbiamo già avuto focolai da Serbia, da Croazia, dai paesi africani e anche dalla Romania. È fondamentale ovviamente governare anche questi flussi. Ovviamente dovremo trovare un punto di equilibrio anche rispetto alle imprese. E le imprese da tutelare non sono solo quelle edili, visto l'approssimarsi della vendemmia e l'impiego di molti lavoratori provenienti dall'estero. L'assessore all'agricoltura Giuseppe Pan tuttavia invita a non drammatizzare. C'è già una presenza importante di queste persone che arrivano dalla Polonia, dalla Romania, dall'est, che già lavorano qui. Penso che quello che ho potuto capire io, quelli che sono qui non tornano neanche a casa, quindi se ne staranno qui in ferie, quindi escluderei che c'è questo problema nel breve e medio periodo. D'altra parte il pericolo contagio dall'estero ha posto e pone tuttora molti interrogativi, in ogni caso sulla manodopera straniera normalmente utilizzata per la vendemmia, anche se come ha detto Pan molti sono già presenti qui. In ogni caso il tema sarà al centro del vertice fra qualche giorno, per fine mese, e quindi fra qualche giorno in prefettura, ma c'è già un piano pronto dell'ULSS 2. Intanto la nostra economia è importante, per cui ecco, anche qui niente allarmismi. Fronte vendemmiatori dall'estero. Dopo i dubbi sollevati dalle associazioni di categoria e dai viticoltori, il direttore generale dell'ULSS 2 chiede a tutti di abbassare i toni. Certo, il tema contagi è più che mai evidente, ma è altrettanto importante sostenere la punta di diamante dell'agricoltura trevigiana e veneta, ovvero la produzione del superiore sulle colline tra Conegliano e Valdobbiadene. Noi abbiamo necessità di raccogliere questo prodotto, considerando che ci servono migliaia e migliaia di persone per raccogliere gli oltre 8.000 ettari. Quanta presenza estera ha tra le colline di Conegliano e Valdobbiadene? Ma fondamentalmente la presenza estera è di circa un 60% della manodopera. Arrivi importanti in gran parte dai Balcani e dall'Est Europa, aree costantemente controllate come fonti di possibili contagi. Ecco quindi il piano dell'USL.
Cosa deve fare il datore di lavoro? Allora, il segnale al servizio di igiene pubblica, poi noi ci mettiamo d'accordo, il datore di lavoro deve riunire ovviamente un posto e poi il nostro operatore andrà a fare i tamponi a queste persone. Li terranno ovviamente un attimo isolati rispetto al resto del gruppo, appena avremo l'esito del tampone poi potranno tranquillamente lavorare con la mascherina. L'esito è in pochissimo tempo perché il tampone è rapido. Tampone rapido in pochi minuti, diciamo, non vogliamo esagerare, ma in una ventina di minuti noi abbiamo l'esito. Torniamo alla cronaca adesso con alcuni interventi della Questura di Treviso a partire da una tentata rapina che ha portato all'arresto di un 22enne. Voleva il metadone, ma la coppia che aveva chiamato a San Lazzaro probabilmente pretendeva più denaro. A quel punto è saltato fuori un coltello da cucina che solo per caso non è finito nell'occhio dello spacciatore. Tentata rapina nella notte tra giovedì e venerdì alle porte della città. Protagonista un giovane nordafricano con cittadinanza italiana e una coppia di marocchini. Il 22enne, dopo aver ferito l'uomo ad un sopracciglio, si è dileguato nella notte, mentre sul posto sono sopraggiunte alcune volanti della questura che hanno subito iniziato a pattugliare la zona. Il giovane è stato individuato poco dopo all'interno di un bar e gli agenti hanno dovuto faticare non poco prima di immobilizzarlo per l'arresto e il trasporto al carcere di Santabona con l'accusa di tentata rapina e lesioni aggravate. Denunciati invece a vario titolo anche 3 moldavi trentenni fermati perché trovati in possesso di arnesi atti allo scasso. Anche in questo caso la reazione verso gli agenti non si è fatta attendere, così per i 3 stranieri si è aggiunta anche una denuncia per resistenza pubblico ufficiale. Infine sono 491 le persone controllate dalla Questura di Treviso in collaborazione con l'anticrimine di Padova. Verificate anche 9 attività commerciali e 80 veicoli, elevate 3 contravvenzioni per infrazione del codice della strada, oltre a una quindicina di denunce a vario titolo. Ancora la cronaca, un incidente in A27, con tutta probabilità non è riuscito a tenere la Golf appena acquistata quando ha imboccato la prima delle 2 curve sulla corsia verso sud dell'autostrada A27 tra Vittorio Veneto Nord e Vittorio Veneto Sud, con il risultato, come vedete in queste immagini, che l'auto ha impattato più volte sui guardrail carambolando sull'asfalto. Protagonista un sandonatese che con la moglie e il figlioletto di appena 5 mesi stava scendendo dal Cadore. Ricoverata, ma per fortuna senza gravi conseguenze, l'intera famiglia all'ospedale di Conegliano. Distrutta, come vedete, l'auto spostata poi dai vigili del fuoco di Conegliano e Vittorio Veneto, intervenuti sul posto con la polstrada e le ambulanze del 118. Intanto sulla rete autostradale è andato in scena il primo esodo estivo, un esodo da bollino rosso ma senza criticità nel tratto gestito da CAV. In calo i flussi automobilistici rispetto allo scorso anno, seppure i numeri siano incoraggianti rispetto alla tendenza del periodo post-Covid. In ogni caso anche i prossimi weekend non registreranno i cosiddetti bollini neri. Venice. Yes. The city? Yes, the city. Da dove arrivate? Da Svizzera. Dove siete diretti? Come si chiama? Treviso, Jesolo. A Porto Santa Margherita. Siamo attrezzati, gel, mascherine, tutto. Chi a Venezia, chi verso le località del litorale, chi per qualche giorno sulle Dolomiti, tutti con mascherina a portata di mano. Si avvia così il primo weekend di esodo per i vacanzieri nell'anno del Covid. Traffico sostenuto nella prima mattinata di partenze, da bollino rosso rilevato dall'occhio del grande fratello stradale nelle tratte gestite da concessioni autostradali venete. Fisiologici rallentamenti tra Padova Est e il bivio di Arino, un calo di veicoli transitati quasi del 9% rispetto allo stesso weekend del 2019, quello rilevato in direzione Trieste. Ma dati incoraggianti se letti rispetto alla tendenza dell'ultimo periodo in cui si tocca un meno 12-15%, mentre è considerevole la differenza in direzione Milano, circa il 21% di auto in meno, a riprova che mancano all'appello i rientri, ciò vale a dire che poche ferie sono state consumate, mentre in barriera a Mestre in A57 i volumi si allineano agli anni precedenti. Segno forse che il turismo a lungo raggio riparta con cautela, mentre gli spostamenti di vacanzieri pendolari fanno sentire il loro peso. Sembra che ci sia oggi ad esempio un grande movimento verso le spiagge locali, quindi Jesolo e tutte le altre vicine. Naturalmente abbiamo ritenuto di mantenere esattamente lo stesso tipo di piano esodo che utilizzavamo negli altri anni, potenziandolo addirittura per alcuni aspetti, come ad esempio quello della comunicazione all'utenza.
La buona notizia per i viaggiatori, però, nonostante le incognite di quest'estate così particolare, è che in questa tratta non sono previsti weekend da bollino nero, un anno ballerino imprevedibile in cui però, al pari degli anni scorsi, si potenzia il personale in strada per far fronte a segnalazioni, soccorsi, emergenze e non si trascura la comunicazione nei confronti degli utenti alla guida, con l'app Infoviaggiando, pannelli e informazioni in tempo reale in radio sul sito www.cavspa.it. Ancora la cronaca e torniamo a Treviso. Trasportava sigarette e superalcolici di contrabbando per evitare i controlli alla frontiera. Un 34enne ucraino è stato però fermato sul terraglio dalla polizia locale di Treviso durante un controllo quotidiano sul trasporto delle merci. Il conducente del mezzo, che era diretto verso il paese d'origine, è risultato smanioso di ripartire insospettendo gli agenti, che hanno così approfondito le ricerche all'interno del veicolo, trovando 1 migliaio di pacchetti di sigarette e 15 bottiglie di superalcolici. Il conducente non ha saputo giustificare l'occultamento e non ha fornito i documenti di trasporto necessari per i quantitativi di sigarette e bottiglie che erano stati nascosti, spiega il comandante della polizia locale Andrea Gallo. Per questo motivo sono scattate le sanzioni previste dalla normativa sul trasporto internazionale, vale a dire una sanzione di 2.000 euro comminata per trasporto di merce di contrabbando. Adesso la questione 5G. I sindaci, come sappiamo, non potranno più dire no al 5G e il primo cittadino di Treviso, Mario Conte, non ci sta e promette battaglia. Il decreto semplificazioni taglia i poteri ai sindaci in materia di 5G. Non potranno limitare l'installazione di antenne di quinta generazione sul territorio, facendo così cadere nel vuoto ordinanze degli amministratori locali contrari, laddove venissero ad insistere su aree ritenute sensibili. E proprio il primo cittadino di Treviso valuta il provvedimento un'estromissione pericolosa, dato l'impatto di queste strutture. Io credo che sia stata un'estromissione non corretta e quindi noi daremo battaglia, nel senso che vogliamo poter dire la nostra per quanto riguarda la location delle installazioni, l'opportunità o meno di installarli in alcune zone. Ricordo che ci sono tantissimi siti sensibili, ci sono scuole, ci sono case di riposo, quindi voglio dire, lasciare carta bianca alle compagnie telefoniche per poter decidere quante e dove metterle credo che sia davvero scorretto nei confronti delle comunità e dei sindaci che le rappresentano. Già si preannuncia la bagarre per l'accaparramento delle postazioni, un'invasione potenziale che non lascia ai territori l'ultima parola. Sono francamente un po' preoccupato, abbiamo visto nascere comitati contro le antenne anche se non si parlava di 5G, quindi adesso io non oso immaginare cosa si scatenerà nelle varie zone della città quando i cittadini verranno a sapere, e tra l'altro lo verremo a sapere anche noi insieme ai cittadini, che è in arrivo un'installazione di un'antenna 5G. E visto le recenti vicissitudini, lecito domandarsi cosa sarà dei no espressi dall'amministrazione all'installazione delle 2 nuove antenne di via Castellana e via Callalta, impugnati con un ricorso al TAR. A Carbonera, per tornare a parlare di fondi e aiuti per le imprese danneggiate dal coronavirus. Dopo il capoluogo Treviso, anche il comune di Carbonera incentiva tramite Confidi la disponibilità di liquidità a favore delle attività produttive in sofferenza per il prolungato stop di primavera. Sottoscritto in municipio il progetto Carbonera Garanzia Impresa, che consentirà l'immissione di prestiti fino a 600.000 euro. Si va a rafforzare quello che è il sistema di garanzia attraverso appunto il contributo che viene dato al sistema dei Confidi di Treviso, e saranno previsti dei finanziamenti da un minimo di 10.000 euro a un massimo di 30.000 euro, a un tasso dello 0,7%, quindi sapete che comunque un tasso contenuto, senza penale di estinzione anticipata, senza commissioni di erogazione, con un'istruttoria veloce e semplificata. A poter beneficiare del sostegno economico un numero elevato di soggetti. È destinato a tutte le partite IVA che operano nel comune di Carbonera, quindi non solo imprese ma anche commercianti, imprenditori agricoli, professionisti, che possano appunto rivolgersi alle enti di garanzia, i Confidi trevigiani, a prescindere appunto dal loro ambito diciamo di categoria. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito del comune, che stanzia per l'iniziativa 50.000 euro, o all'ufficio commercio. L'appello del sindaco Ortolana a chi ne ha bisogno è quello di farsi avanti. Le necessità specifiche comunque non si conoscono, ma sicuramente un'iniezione di liquidità potrà far loro sicuramente del bene, sperando che questa iniziativa possa avere successo e un riscontro da parte degli imprenditori.
Ora la pubblicità, poi a Porto Buffolè con il leggendario Francesco Moser. Rieccoci in studio in diretta il telegiornale di Treviso. Chi se non un campione delle due ruote poteva inaugurare una pista ciclabile? A Porto Buffolè l'ha fatto Francesco Moser. Il campione di ciclismo Francesco Moser per 2 giorni nella Marca in questo fine settimana, una presenza che è già di per sé promozione dell'uso delle due ruote, abitudine sempre più diffusa che la crescente consapevolezza dell'importanza di una mobilità sostenibile sta incentivando, per non parlare del cicloturismo. E non c'era dunque testimonial migliore per il taglio del nastro a Porto Buffolè della nuova pista ciclabile tra Oderzo e Pordenone, preceduto dalla visita al Museo del Ciclismo nel piccolo centro ai confini con il Friuli, museo che custodisce la bici del record dell'ora stabilito da Moser in Messico nel 1984. Certamente quando si inaugura una pista ciclabile per un ciclista è sempre un bel traguardo, perché è tanto che se ne parla, però dal dire al fare c'è di mezzo il mare, insomma, e speriamo che un po' alla volta si riesca a dare la possibilità anche ai ciclisti meno esperti di poter andare in bici su queste piste che servono, perché anch'io spesso vado sulla pista ciclabile a Trento. Anche dalle due ruote ripartirà il turismo veneto nel dopo Covid. I cicloturisti, soprattutto stranieri, sono sempre più numerosi, motivo per il quale già da anni Regione, Camere di Commercio e categorie economiche stanno lavorando per dotare il territorio di infrastrutture mirate non solo a mettere in sicurezza chi utilizza la bicicletta, ma anche ad attirare nuove presenze. Noi stiamo puntando molto come Regione sul cicloturismo come prodotto turistico e quindi abbiamo necessità che i comuni facciano investimenti di questo tipo. Anche per questo il sindaco si augura che la pista appena realizzata, lunga oltre 1 chilometro, sia solo una delle tante in questo comprensorio. L'importanza di progetti già nel cassetto in Regione, speriamo che siano finanziati, di collegare la città di Porto Buffolè alla città di Oderzo, veramente sarebbe una cosa molto importante. Adesso le notizie dal Bellunese. E parliamo del sopralluogo oggi della visita del Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora a Cortina, dove ha incontrato il Sindaco Ghedina, il Commissario di Governo e i rappresentanti della Fondazione sullo stato di avanzamento del piano di interventi e nuovi progetti di sviluppo. I lavori per i mondiali di sci 2021 procedono spediti, ha detto il Ministro. Opere sostenibili in progetto che resteranno e saranno funzionali all'intera area anche dopo lo svolgimento della competizione. L'auspicio di tutti noi, ha aggiunto Spadafora, è che si sia superata la fase peggiore per il nostro Paese a causa del coronavirus. Sarà certamente una situazione da gestire con termini diversi rispetto a quelli immaginati in epoca pre-Covid. Questo non deve togliere nulla all'importanza, al valore e alla forza dei mondiali che coinvolgono in maniera piena e completa la città di Cortina. Verificheremo tutte le necessità, ha concluso il Ministro, in modo che il Governo faccia la sua parte per un mondiale bello. Nel frattempo Valerio Toniolo è stato nominato il nuovo commissario per le opere dei mondiali 2021, sostituisce Luigi Valerio Sant'Andrea che dal 1 agosto prossimo diventa direttore della società Sport e Salute del Comitato Olimpico Nazionale. Adesso invece nell'Agordino, perché è stato inaugurato oggi il nuovo parco di Candaten all'ingresso della vallata agordina pesantemente danneggiata dalla tempesta Vaia. Si tratta di una mega area picnic rinnovata destinata a diventare un punto di informazione turistica per l'intera vallata. Insomma, un volto nuovo dopo il disastro della tempesta Vaia. Dopo Vaia, dopo Covid, dopo una serie di vicissitudini, insomma, speriamo quest'area rinasca ovviamente al servizio della popolazione che transita davanti su questa statale oppure per i residenti in servizio che vogliono passare una giornata spettacolare. È il biglietto da visita dell'Agordino e anche per questo le aspettative sono alte attorno alla nuova area di Candaten che l'Ente Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi ha affidato alla società Venis Dolomiti. Si tratta di una mega area picnic composta da circa 40 gruppi di panche e tavoli, 21 punti fuoco, una zona che la tempesta Vaia aveva duramente colpito.
Candate è un aspetto strategico non solamente per il parco ma per l'intera provincia di Belluno. Siamo alle porte della Gordino e questo sarà sicuramente un punto di attrazione, recuperando alcuni anni in cui e per VAI e per una serie di motivi è rimasto chiuso. Oggi parte la gestione, quindi veramente l'augurio che Dolomiti Venice possa veramente far ridecollare quest'area. La prima settimana di agosto riaprirà anche l'ufficio turistico che noi apriamo con la Proloco di Agordo, sarà aperto tutto il mese di agosto e il mese di settembre. L'obiettivo per il 2021 è trasformare Candaten nel centro di informazione turistica dell'intero Agordino. Per il momento si guarda al Ferragosto 2020 e alla ripartenza del turismo. Riapriamo con un servizio minimale che via via andrà arricchendosi con l'andare avanti della stagione e con il progredire degli eventi. Adesso ancora le scorribande del lupo, perché la scorsa notte c'è stata una nuova mattanza nella frazione, nella zona sopra Lentiai, in comune di Borgo Valbelluna, dove ieri mattina, l'abbiamo raccontato, sono stati massacrati 2 asini in un torrente che vi abbiamo appunto raccontato nel telegiornale di ieri sera. Stavolta il predatore ha preso di mira, come vedete nelle immagini, le pecore dell'azienda agricola di Mirko Ferrighetto. 4 le pecore trovate completamente sbranate, una quinta era agonizzante. Le predazioni, denunciano gli allevatori della zona, sono sempre più frequenti e feroci e avvengono a poche decine di metri dalle case e dalle imprese agricole e zootecniche. Forte l'esasperazione, soprattutto tra gli allevatori. L'abbiamo raccontato ieri anche con la voce proprio di uno di loro dopo quanto accaduto ai suoi asini. Poi i controlli della polizia, una serata movimentata, quella di ieri nel capoluogo per il consueto appuntamento con Belluno di sera, dove non sono mancati i controlli della questura, in particolare 2 ragazzi di 18 anni trovati in possesso di marijuana, decisivo il fiuto del cane antidroghe. Subito è scattata la segnalazione all'autorità amministrativa. Sanzionati anche 2 locali, il primo sprovvisto di autorizzazione per aver dato da bere da un bancone all'esterno del locale, il secondo per aver somministrato alimenti e bevande in assenza di strumenti di protezione individuale. Infine, intorno all'1:30, un 22enne in preda ai fumi dell'alcol ha disturbato l'operato degli agenti con urla e schiamazzi, interrompendo più volte l'attività di accertamento, ed è stato quindi sanzionato per ubriachezza molesta. Torniamo a parlare di Covid, ma di economia e Covid. Nonostante il periodo di difficoltà evidente, le imprese bellunesi e del nord-est guardano alle prossime sfide, partendo dalla necessità di nuove aggregazioni e anche di rilanciarsi sui mercati internazionali. In montagna la crisi morde più che altrove, del resto i comparti più colpiti dalla pandemia sono stati il turismo e il manufatturiero più vocato all'export. L'occhialeria ne è solo un esempio, ma non c'è tempo per piangersi addosso e così Confindustria Belluno Dolomiti e Lewis Business School si sono ritrovate con imprenditori e manager per parlare di futuro e delle opportunità che nonostante il Covid vanno ricercate sui mercati. La prima sfida sta nel creare massa critica, aggregando le imprese più piccole. Le aggregazioni sono molto importanti per i prossimi anni a venire, perché tutti sappiamo che le dimensioni delle nostre aziende sono troppo piccole e diventeranno in futuro sempre un po' più complicate. Bisogna trovare quindi delle dimensioni più grandi, ma per trovare dimensioni più grandi bisogna aggregarci, mettersi insieme. L'altro fronte è quello dell'internazionalizzazione. Anche qui è necessario premere sull'acceleratore. In giro per il mondo ci sono sicuramente delle opportunità, sia per mercati ordinari sia per operazioni straordinarie, e quindi bisogna che uno cominci a pigliare, frequentare gli aeroporti, andare in giro per il mondo e diventi imprenditore del mondo, imprenditore italiano del mondo. L'incontro, finalmente in presenza con imprenditori e manager, si è tenuto a Palazzo Bembo, sede da gennaio scorso dell'hub del nord-est della Lewis Business School. Un hub fortemente voluto da Confindustria Belluno Dolomiti per investire sul tema delle competenze, che era strategico prima della crisi e della pandemia e lo è ancora di più oggi dopo questa crisi che finirà con portare profondi mutamenti sia in ambito economico che sociale. Siamo in chiusura del nostro telegiornale, allora vi lascio alle previsioni del tempo, poi riprendiamo con la nostra edizione straordinaria e torneremo a parlare di economia. Benvenuti
benvenuti al meteo. Pressione in graduale aumento sull'Italia ed anche al nord-est ci attende una giornata all'insegna del bel tempo, il dettaglio del 26 luglio. Sul Veneto avremo un tempo asciutto e stabile con ampio soleggiamento dappertutto, vedete, salvo per una locale variabilità pomeridiana sui rilievi dove sarà possibile anche qualche rovescio temporale, specie sulle Dolomiti. Temperature minime tra 16 e 21 gradi, massime tra 27 e 32. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, avremo anche qui la stessa situazione, tempo in prevalenza buono con tanto sole ma anche con occasionali acquazzoni sui settori montuosi. Temperature minime fino a 21 gradi, massime sui 27 e 29 gradi. Infine uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, bel tempo anche qui, qualche nube in più sui settori di confine dove non si escludono dei temporali. Temperature minime sui 17 gradi, massime fino a 30 gradi. Dal meteo per ora è tutto, io vi auguro un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Arrivederci.